Piazze locali della Movida sorvegliati speciali per questa stretta di Capodanno sui controlli. Un piano straordinario anti-Covid in cui il Viminale rafforza la stretta per la notte di San Silvestro. Al centro dell'attività delle forze dell'ordine vicentine saranno gli eventuali cenoni mascherati che potrebbero cioè trasformarsi in feste da ballo nel corso della nottata. L'indicazione emersa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che schiererà dispositivi di vigilanza rafforzati anche in orario notturno. L'attenzione sarà soprattutto sugli spazi pubblici, quindi sulle piazze, sui parchi, le situazioni dove possono creare degli assembramenti, ma anche all'interno dei locali dove ci possono essere anche delle situazioni che vanno al di là delle normali cene di fine anno dove si può entrare col Super Green Pass, diciamo quello rafforzato. E quindi i controlli saranno mirati soprattutto sui locali che in passato hanno già avuto qualche precedente di questo senso. Controlli coordinati condotti in tutta la provincia che tra il 6 e il 27 dicembre hanno portato alla verifica su 26.000 persone del Green Pass con 122 sanzioni, 2 le denunce per inosservanza del divieto di mobilità per chi in quarantena. Controllate più di 5.000 attività, riscontrando 83 violazioni e 9 chiusure per 5 giorni di attività o esercizi. I vicentini come sempre si comportano rispettando le regole, chiaramente ci sono delle rarissime eccezioni per cui c'è stata anche qualche sanzione, io sono sempre dell'idea che è importante controllare, però allo stesso tempo dobbiamo anche controllare il territorio perché abbiamo un tema di sicurezza sul quale non si può abbassare la guardia.